Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 120 di Tintoria. Applauso. E vai. Alla mia destra, alla co-conduzione del podcast Stefano Rapone, Ciao. Autore, co-conduttore, co-conducente, ragazzo immagine, uomo violento. Ragazzo alla pari. Come stai? Bene. Tu? Sei contento di essere qui? Sì, abbastanza. Sei stanco? Sono molto stanco. Va bene, che hai fatto oggi? Ho fatto un po' di giri, Non si può dire. un po' di disegnato. Hai fatto dei disegni, che Sì. però non è fare dei giri. A meno Ho che- fatto dei giri e poi ho disegnato. E poi hai fatto dei disegni, va Cioè, bene. prima ho disegnato, poi ho fatto i giri e poi ho ridisegnato. Quindi Stefano ha la giornata di un bambino della materna. Questo si può dire. Sì. Né sì, più sì, né sì. meno. Né più né meno. Però siamo arrivati alla puntata numero 120. 120 gli anni di Cristo nel 120 d.C. Bravissimo. Bravissimo. Fondamentalmente. Gli anni di Cristo nel 120 d.C. Tu che hai fatto? Io... È bellissima domanda. Non ho chiamato hai la drogato? dentista, Ah. la nostra La dentista. nostra dentista, me la saluti che poi non la sento. No, lo so, perché ha sgridato la mia ragazza quando è andata, ha detto quegli altri due non sono tornati È vero. e che ci dobbiamo tutte e due togliere altri denti, invece C'è abbiamo avuto ragione. paura. Io mi sa che vado dopo Pasqua, adesso non per vantarmi, ma C'hai vado ragione. dopo Pasqua a togliermi un dente del giudizio. C'hai ragione. No, ho fatto delle cose, ho fatto una call per l'evento al Monk del 27 maggio, il film, la proiezione del film. Ah, ok. Ma questo non gli interessa loro però. Secondo me a me sembra che stanno prendendo appunto. Ah, ok, sì, sì. Ora, Vabbè. quindi prima di cominciare a chiamare l'ospite, io chiamerei la sigla. Proviamo. 1, Vai. 2, 3. Sigla. Sigla. Eccola. La più bella delle sigle. Bella. Adesso, visto che comunque oggi l'ospite è d'eccezione, forse senza esitare Sì. l'andrei a presentare, quindi signore e signori vi chiedo per favore un grande applauso solo per voi, Michela Giraud. Buonasera! Avete preso il biglietto per il Brancaccio? Oh, Ecco fatto. 17 maggio? sono contento che hai voluto... No, allora dite di sì, dite di sì. L'hanno preso, torna. Allora, o fate vedere le ricevute o lo prendete adesso e a fine serata, quando uscite ci sarà una persona, lui, che vi controlla. Ci sono delle persone che detengono dei membri della mia famiglia. Devo fare sold out al Brancaccio. Per favore, potete prendere i biglietti per il Brancaccio? Dite sì. Avete sentito, Brigate Rosse? Hanno detto di sì. Ecco. Va bene? Questa la devo tagliare. Li prendete i biglietti per il Brancaccio? Va bene, allora questo podcast può iniziare. Oh, sono contento Adesso che siamo amici, no? Esatto. Hai voluto mettere subito tutti a proprio agio con questa minaccia. Invece io volevo... Intanto bentornata a Tintoria, regina del podcast, visto che sei l'ospite che è venuto più volte di tutti. Siete contenti? Felicissimi. Sì, sì. Perché non andate dal dentista? Ma io me l'ero dimenticato. Invece Invece è da lei andare. non si è dimenticata, pensa No. che professionista esemplare. C'hai ragione. E senti, ma invece non volevi iniziare il podcast per renderti veramente amiche le persone raccontando Ma questo che evento? amiche devono prendere i biglietti del del- Brancaccio? Tu hai deciso di porti come antagonista del pubblico di Tintoria oggi. Sì, sì, ragazzi, fuori i soldi. Fuori soldi, cash out. No, però allora Michela è venuta, mi ha chiamato, ha detto sarò un pelo in ritardo, sto in mezzo al traffico. Poi è entrata, 40 minuti. 40 minuti, è entrata nel backstage e dopo 30 secondi è riuscita. Perché? Non lo vuoi dire tu? Ah sì, avevo dimenticato la valigia nell'Enjoy. Incredibile. Sì, sì, sai quando a un certo punto, perché è passato uno che doveva parcheggiare, allora io non sopporto questa cosa che te non puoi aspettare un minuto che io parcheggio, cioè che c'hai tu nonna che sta a morire, quante nonne c'hai? Quindi io stavo là, ho detto vabbè senti, a un certo punto
io, vabbè, parcheggio nel parcheggio dell'autobus perché questo non mi fa parcheggiare. E io faccio, "Oh, lei è de legno, eh?" Cioè, gli dico sei de legno, però le do del lei. E questo mi fa deficiente con la mascherina in macchina. Io sono deficiente, ma vaffanculo. E quindi, presa da tutto questo parasma, mi dimentico la valigia dentro l'Enjoy. Quindi arrivo qua, barabem barabà, due saluti, e c'ho la valigia con i vestiti e il computer dentro, che il computer è del 2015, magari è una scusa, ma ci sono tutti i miei monologhi formidabili, dici Oh, casomai shit. qualcuno me li legge. Quindi so corsa e me la sono andata a riprendere, e questa è la mia vicissitudine, dopo la quale, dopo aver scaldato, vi avrei chiesto dei biglietti del brancaccio, però io sono in ansia e quindi ve l'ho detto subito. Perfetto, sono contento che hai Ho già voluto- detto brancaccio, sì, l'ho già detto. L'hai accennato a malapena. Senti, Brancaccio, che però sicuramente sarà pieno di gente, perché? Perché cos'è cambiato dall'ultima volta che sei venuta? Che... stai a fare Sì, porno, tanto ok. un podcast non si vede. No, Ah no, c'è la... no, quelle Ci sono telecamere sono... diverse telecamere. Esatto, sono numerose telecamere. Ecco, mo che sai che ti puoi vedere qua e Belle abbiamo finito il riprese. podcast. Non male, altissima definizione. Sì, dimmi. Che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato dall'ultima volta che sei Che venuta è qua? cambiato? Quando sono venuta l'ultima volta? Non mi ricordo. No, In realtà non ottobre. tantissimo tempo fa a Zalib, salutiamo gli amici e Sì. le amiche di Ah, Zalib, già. però nel frattempo tu c'hai uno special su Netflix. Pa-bam! Applauso, perché questo è Sì, è così. la vetta più alta per un comico nel mondo, lo special su Netflix. Congratulazioni, lo potete Anche vedere. andare da Mara Veniere, Anche la andare vetta da più Mara Veniere. alta, ancora non ci sono Ancora non ci riuscita, sei- ci non ci spero sei tanto, riuscita. sì. Però, insomma, da Mara Veniere poi vai là e devi parlare di te, delle cose. Che si Secondo fa me da il Mara tuo, Veniere? il tuo incontro con Mara Vaniera è tipo lo Spider-Man del futuro e lo Spider-Man È vero. del presente che si incontrano. Sì, tipo, sì, è no? Tom Holland contro Sì, sì, sì. quell'altro attore che le persone che non Tobey fanno finta di Maguire. sapere non- Esatto, Sì, bravo, sì. grazie. E come si chiama l'altro? Andrew Garfield, che peraltro Andrew Garfield viene ospite a Tintoria a settembre. ha detto. Pensa, ce l'ha uno No, special no. su Netflix? Non credo, non credo. Ha Quello è- diversi film numeri uno in Diversi, classifica worldwide, Vabbè, però ho capito. su Netflix Certo. non l'abbiamo mai visto. E quindi che stiamo dicendo? No, Sì, Mara Veniere. Veniere. No, Mara eh, Veniere. Io ho una domanda, tra l'altro, da persona che non ha mai visto la televisione. Non voglio proprio dire Mara Veniere chi è, ma da Mara Veniere che se fa? Cioè, te vai da Mara Veniere e Come quella... che se fa tu vai là e basta, hai chiuso? Hai chiuso? Cioè, Cioè stai tu là, già se- che vai là Hai svoltato, hai ma- svoltato. Come lei è l'erede, diciamo, di Mara Veniere, io sono l'erede di Giuca Scasella. Quindi Fantastico. Fammi una magia. Altra persona che conosco troverete. di nome. mi troverete al Grande Fratello VIP tra 2 anni. Te lo faresti il grande fratello VIP, sta? Ma sarebbe bello. Io, Paolo Brosio, chi altro ci può... Chi è rimasto? Che... Lo Sono spirito finiti. santo. Simona per raschiare il Ventura. fondo del... Paolo No, Brosio sì. che ho visto al Twiga quest'estate. Beh. Paolo Brosio l'hai vista al Twiga. Ma lui c'ha, cioè, lo possiede. Sì, sì, è quindi. suo, Sì. una quota è sua. Che Come te possiedi? come io possiedo un televisore Samsung che ho a casa, che ho comprato. Pensa che bello se gestissimo il Twiga noi tre. Ma allora avete continuato Sì. a parlare di che cos'è il Twiga? È un locale. Ah, il Twiga è un locale a Forte dei Marmi, Ah, dove ok. entrano i figli degli sceicchi. queste Infatti cose Forte qua. dei Marmi bello se Sì, fosse sì. l'84. Nel 2022 No, invece guarda, perché c'è una mo non roccaforte vengono manco che, più i russi, non possono venire, che quindi è finita vedi, dopo. mannaggia. Ma Caduta c'era libera. questa storia che Paolo Brosio voleva portare lì, non so se proprio al Twiga, però diciamo che era al Twiga, uno dei veggenti di Meggiugorie, così avrebbe, perché questi hanno le visioni ogni tot, tipo alle 5 ogni giorno la visioni. Nella sua mente lui quasi avrebbe portato la Madonna nel Twiga. Ah, Ma perché c'è quello c'ha già, è visione. la Sant'Anché, Giusto, la Madonna del Twiga. La giusto. Madonna del Quindi, Twiga. è vero. Salutiamo la Sant'Anché che dovrebbe venire ospite del podcast a fine luglio. E quindi lui vuole portare la Madonna. Lui pensa, se io porto il veggente che ha le visioni alle 5 ogni volta, Se lui vede la Madonna, se vede quella la- mi conta come capito? apparizione. E quindi ho portato la Madonna Scusate, ma in adesso Italia. stiamo prendendo tutto un altro Sì, percorso. scusami. No, Un però sono percorso contento di teologico. questo. I veggenti di Meggiugorie hanno le visioni tutte le mattine alle 5? No, a diversi orari del giorno.
Tipo? Ma tutti i giorni c'hanno le visioni? Tutti i giorni. Chi tutti i giorni? Ma tu com'è non che gli- sei così brava, informato? Io questa ho è la letto, domanda. ho letto il libro di Paolo Brosio, c'è anche... No, sì, lo so Tacci. che C'è però anche Paolo su Brosio sa YouTube. tutto, cioè lui è oramai teologo Sì, delle lui è- apparizioni. Sì, lui è esperto Di apparizioni. di apparizioni. E quindi se della tu sei Madonna. uno di Medjugorje dici guarda, Ma tu oggi... l'hai letto tutto oppure hai letto tipo No, no, dietro? tutto. Paolo Brosio è nato, quelle cose lì. Tutto, No, hai letto tutto. tutto. Quindi anzi ve lo consiglio, mo farò l'audiolibro. Posso dire Paolo Brosio forse sarebbe un ottimo ospite per Tintoria. Lui veramente. Non lo so, cioè lui sicuramente è interessante, però Anche il Twiga potrebbe essere uno sponsor di Tintoria. Cerchiamo sponsor. Non so se se il Twiga ci vuole far fare Tintoria live quest'estate, noi ci siamo. Comunque sia. Quindi E un appello a Flavio Briatore. a Flavio pure lui? Ma perché Sì, stiamo pure nominando- lui è il fondatore. Tutti oh. più Ma grandi. avete detto che era di Brosio? sono delle quote. Ci sono delle quote. Ci sono delle Vedi, quote. Stefano sa tutto. Io ho una Preparatissimo. quota. eh. Anche io ho una quota. al Madonna, Twiga. voi ragazzi degli anni 80, figli della destra, sapete tutte queste cose. Boh, la destra, persone che si Centrodestra. diverte. Centrodestra, Mo, centrodestra. si diverte di destra. Vabbè, sì, da che mondo è mondo, le persone che si divertono sono di Sì, c'è un destra. po' di vabbè, con Per in amicizia. per voglio questo dire. la sinistra è finita, perché non offriva... Quindi ecco È il vero, è centrodestra e poi c'è. Poi sono rimasto io. Ti piace sto golf? Come no, hai rubato a Bertinotti. Te dico due parole sole. Porta Portese. Credo. Porta Portese? No. Farei Mac Drop. Via ma non è mio. Sagno che ancora... Sì. No, vabbè, sto Quasi. chiedendo alla mia fashion advisor che è in prima fila. Lei ti ha detto Porta Portese, in realtà era tipo quei cassonetti dei vestiti. No. Esatto. È Per, questo che- per scioglierti un po', democristiana, vuoi bere qualcosa? Mentre Sì. io starnutisco, lo dico. Sì, io mi voglio Io ubriacare. rostisco. Che cosa vuoi? Mo' t'ho detto. Salute. Una bella birra. Qua vado avanti. La buona con il birra. nostro Scusate, io ho un aspettativo. caccolone in fuorigioco. Oh. Sto facendo di tutto per No, ma non non si farlo vede. vedere. Tanto non ci sono delle Però camere. ho un fastidio e a me sempre nello spettacolo mi si seccano le fauci, mi viene a metà fauci. dello spettacolo, quindi faccio questa gag che faccio una giravolta, ma in realtà Ah, sto ravanà. questa è una... E qua non la posso fare. Questa è una bella Scusa, cosa. invece la faccio. Falla, vai. intanto mo arriva Così... Allora, fate voi, io mi vado a pulire il naso. Sì, rientro. che vuoi una birra? si Ma un stava- amaro o il vino? Un vino rosso, bianco. Dimmelo tu, sei tu che lo devi bere. Dai, un vino rosso. Un vino rosso. Però niente romanella, Niente, Dai, niente romanella. mettiti dietro Tintoria, poi l'attacchi sul poster. Come a scuola. Ci sono anche dei fazzoletti là dietro. Beh, è iniziata bene la puntata, però Sì. come avevamo scalettata, Netflix, parlare dello spettacolo, Caccole. caccole. Paolo Brosi in mezzo. E Giorgio, allora, io do per scontato che tu abbia sentito, sei un grande. E comunque, beh, è la prima volta che l'ospite se ne va. se ne va, adesso non torna perché c'è un'uscita che vado un attimo a Mo scaccolarmi. si sente, si sente il rumore della macchina. Lei che se ne va, e noi passiamo un'ora a fare Michela che sta tornando. Oh, è tornata. Un applauso. Ecco, Un applauso al ritorno. così Ho pensate, fatto il salto come Gianni Morandi, capito? Per far vedere che sono sempre giovane. sempre giovane. Questo è con questi salti che si va sulla piattaforma di streaming più popolare del mondo. Oh, parliamo un attimo di questo spettacolo. Che vabbè, l'hai dai. fatto, hai dovuto fare questo spettacolo. No, vabbè, congratulazioni. Prima Grazie. comica donna con uno special, italiana con uno special su Netflix, ma non ci importa fare queste distinzioni, quindi quarta comica. Sì. Perché Grillo non lo contiamo, per qualche motivo. Sì, Cioè, Grillo, Beh, ormai è un lo contiamo politico. quinta comica. È quello che sarà Stefano Rapone tra un po'. Quinta comedian. Grillo, certo. Futuro premier. Futuro no, perché ha ucciso qualcuno prima, quindi non posso diventare. Vabbè, Proprio ragazzi, come... Senti, allora, sto spettacolo, sei contenta? Ma io sì, sono contenta. Sono contenta per fare sta sfilata. Bene, questa è la cosa È più importante. uscito, Ti sei levata a sto mi peso? sono levata a sto peso perché sono stata lì. La prima domanda che mi facevo è: io devi sapere che. È Ah, arrivato eccoci. Grazie. Giorgio, grazie. o come lo chiamate voi, Giorgio. Ah, certo, noi del teatro. Esatto. Giorgio, grazie Grazie mille. mille. Voi di Netflix. Grazie mille, Giorgio. Io parlo in dizione solo quando
voglio... Ti pagano, no, certo, è sì, giusto. quando voglio tenere le distanze con le persone, quindi insomma... Quindi adesso zero dizione perché sei a casa tua. No, capisci? Tintoria. Come dice Guia Soncini, il mio insegnante di dizione è zero calcare. Quindi, Salutiamo insomma, Guia salutiamo, Soncini. salutiamo Zero Calcare. Salutiamo Zero Calcare e anche Guia Soncini, prossimi ospiti insieme di Tintoria. Fanno una sorta di incontro di pugilato di beneficenza. Va bene, parleremo in un'altra puntata. Senti, però noi abbiamo già avuto modo di parlare privatamente di questo special. A differenza degli altri special di stand-up comedy italiani che sono su Netflix, un questo è original. prodotto Sì, da sì. Netflix, è un Netflix L'abbiamo fatto original. insieme a 4 mani. E questo cosa comporta? Cioè cosa cambia? Che insomma. loro, che sono, salutiamo Saverio, Raimondo, Edoardo Ferraro, Francesco De Carlo e Beppe Grillo, hanno registrato un monologo e poi l'hanno venduto a Netflix. Te invece è arrivato Netflix e ti ha fatto Dear Giraud Michel. Are you ready? E said no. Brava. Ok, you have to do it. Cioè ti hanno detto puoi fare uno Noi special e tu hai detto abbiamo fatto no. 6 mesi di chiamate in inglese con io che facevo well, I wanna talk about my life. E poi cercavo di dire tutte le cose con il mio inglese ed è stato veramente, veramente complicato. No, loro sono arrivate da me e quindi mi hanno detto... Arrivate? No, loro sono Questo arrivate, è già un bell'indizio. Sono arrivate. Arrivato. Sono arrivate da me e hanno chiesto questo spettacolo e a un certo punto mi hanno detto tu che c'hai sul piatto e io insomma c'avevo le mie... Io dicevo guarda io sono nota in Italia perché ho fatto la psicofregna, Guccini, la cocaina e loro mi hanno detto no. Ho detto ma come la psicofregna, Guccini, la cocaina, la fregna con l'ukulele, il mignottone pazzo, c'ho questo parterre di argomenti incredibili. E loro mi hanno hanno detto detto, guarda, devi far conto che su Netflix non ti conosce nessuno, il che per un'egocentrica come me è stato un dramma, non ti conosce nessuno ti se incula, ma incredibile. Ho fatto 7 anni sul palco a parlare dei cazzi miei, ci sono un telefono con 4.000 selfie, raga. 4.000 Cioè selfie. io e Luciano Liboni, tu pazzi? Capito? 4.000 selfie, ho fatto tutti sti spettacoli, io e poi veramente nessuno li conosce, sei impazzita sei, no, sono Netflix, vabbè. Però Quindi- giustamente in 180 paesi del mondo ci sta esatto, mi ha che... detto guarda che Poi, potrebbero beh, certo, su non- Netflix no, ma su Amazon, ragazzi. Gli hai detto così? vabbè. Io volevo vedere Su così. Amazon potrebbero Prime. non conoscerti nel Massachusetts, capito? Quindi mi hanno Ah. detto potrebbero non conoscerti lì. Fai una cosa come se tu ti presentassi, presentati, cioè di quello che come se nessuno ti conoscesse. Allora, dopo aver fatto questo sforzo enorme di tollerare che nessuno mi conoscesse, a un certo punto però io stavo anche vivendo un momento molto particolare che era il post LOL, quindi io in quel momento, in quel mese ero molto esposta e quindi io ho detto sì, ok, però ho anche bisogno di raccontare il qui ed ora, che è quello che fa uno stand-up comedian. Sì. Cioè io stavo vivendo un po' questo smacco, capito? Cioè ero passata da battute che non me se cagava nessuno a un giorno te senti Beyoncé, un giorno te senti Magalli, viene, lo riporta nei quotidiani e la gente dice tu brutta merda, come te sei permessa? E io dicevo ma vabbè, ma alla fine che ho detto, insomma è bello essere Magalli, cioè capito, tutto così un po' sconvolta. E anche c'era stata la questione che è quella che a me mi ha un attimo sconvolto, che era quella della cosa di Demi Lovato. Quindi avevo capito in un secondo che quello che io dicevo improvvisamente qualcuno lo ascoltava, cioè non era il mio blaterare al vento che tanto non me se incula nessuno, e che per anni è stato il nostro bello e il nostro brutto perché ci davano una lira manco a sparati, bello perché era uno sfogo, facevamo quello che ci pareva. Poi da qui il grande tema, si può fare, certo, in Italia si può comunque fare, però se sei una persona come me che un po' ci tiene, che ho questo tipo di insicurezza, ho dovuto fare i conti con un riscontro, e da questo, diciamo, questa cosa è nato lo spettacolo, e poi obbligatoriamente poi c'è stato il pezzo dove parlavo di me, come se in realtà neanche io mi conoscessi, perché era un passaggio che non avevo mai fatto nella mia vita, parlare così tanto di chi sono io, mio padre questo, mia nonna è qua, così colà, e poi c'è stato insomma altri temi a cui io tenevo. Oh, infatti la cosa di Demi Lovato ne parli nello spettacolo e ne avevamo un po' parlato
L'altra volta eri venuta, che era successo da relativamente poco, però adesso ne hai parlato nello spettacolo e stavamo facendo dei ragionamenti a riguardo con Stefano. E Sì, Stefano c'aveva... su quella cosa. No, perché una cosa di cui parlavamo è che c'è tutta un'attenzione sui comici, magari che dicono delle battute, c'è tutto il discorso politicamente corretto, non si può più di niente, queste cose qui, quindi è tutta l'attenzione su di noi. Però tu sta gente che commenta, che magari dice delle cose orribili, cioè perché quella cosa lì non entra nel dibattito, cioè il fatto che quelli possono scrivere minacce, cose impunemente Però senza... Stefano è tutto su Twitter. Cioè alla fine No, però dico, cioè, a noi si crea un problema etico per il comico. Dice, il comico c'ha un'etica, non dovrebbe fare queste cose su chi è così, su chi è così. però Invece, sai cos'è Stefano? Noi abbiamo scelto di lavorare con le parole, non andiamo in miniera. Il nostro lavoro è sì, questo. no, ma io non è che Purtroppo dico... Minatori è di una cosa, battute. questo è No, no, Ti è piaciuta? ma non Non sto te ne andare. dicendo che non deve valere per noi. Cioè, perché non c'è un discorso etico pure sul pubblico, cioè su chi commenta, su chi fa, su chi perché non c'è più il pubblico, tutti siamo comici. Tutti. dici questo. Tutti. Ma Cioè perché... se tu hai un telefono in mano, la mia opinione, cioè io che mi faccio il culo così su 7 anni su un palco, che vado alla gente Sì, mi dici vuole vale menare, uguale. Dici vale uguale. Beh, ormai sì, cioè nel senso non c'è... sai cos'è, Ste? È che comunque di base noi abbiamo scelto una cosa che è lavorare con le parole. Quindi noi con le parole ci dobbiamo confrontare, Sì, ci dobbiamo sì. stare. Quando noi abbiamo iniziato non sapevamo che cosa sarebbe successo, nessuno lo sapeva. Però, sai, noi siamo ancora in un paese in cui non è che vengono e mo facciamo le corna, ci sparano. È quanto noi scegliamo di dare peso. Adesso mentre parlo con te c'è della gente che dice che io devo morire, ma devo morire letteralmente, io devo morire. Cioè ci sono delle persone che hanno scritto articoli o post dove io devo morire, perché sanno che de base non gli succede niente. E in realtà l'America ha un discorso particolare, diverso, dove effettivamente ci sono delle ripercussioni. Da noi è scegli tu a chi vuoi piacere, è tutto soggettivo, però di base se tu spegni il telefono chi se ne frega, e poi il pubblico ha diritto di fare quello che gli pare. Sì, è sbagliato, perché quando io Non lo leggo so. che la gente mi dice io devo morire, a me mi dispiace, però da noi c'è tanto questa cosa che è lo potevo fare pure io. Cioè, quando qualcuno scrive non sa niente di quello che noi facciamo, di quanto tempo stiamo dietro alle battute, perché noi ci esponiamo il nostro prezzo, noi decidiamo di esporci, e quando decidi di esporti nel gioco c'è che tu non puoi andare da lui e dirgli ma perché non ti piacciono, ma guarda che io sono stata un giorno a scrivere la psicoprega, non mi fai sti cazzi, a me mi fa cagare. Cioè, come noi decidiamo di immolarci, tra virgolette, e di dare qualcosa di noi, il ritorno è che noi siamo qua e tutti ci guardano, però il rovescio della medaglia è che loro si possono alzare e scrive sul telefono ma guarda Stefano Rapone quanto fa schifo con quelle scarpe, Ma quello va bene, capito? che sono comunque belle. Sì, certo. Quello va bene, a me è quando diventa, cioè se uno mi dice fa schifo quello che hai fatto, vabbè ci sta, quello fa parte del gioco, a me è quando si crea, cioè come se ci fosse come se alcuni non vedessero l'ora che ci sia quello che fa il passo falso per prendere i forconi virtuali e dire Ma è adesso facciamo sta sempre cosa. così con tutti, e forse quando noi non avevamo un po' di riconoscibilità magari l'abbiamo fatta anche noi, perché comunque c'è molto il sentimento questo si espone, si prende la briga di fare qualcosa, io sto coraggio non ce l'ho, nella mia vita mia non ho fatto un cazzo, quindi te do addosso. Cioè il passaggio ma io che ho fatto nella vita mia, e dell'io rosico perché non ho avuto il coraggio di mettermi in gioco, è un'autocritica che nessuno se la fa, ma quel passaggio è tagliato e uno gli rode il culo perché ha preso 4, Sì, no. perché la fidanzata gli ha messo Chiaro. le corna. Cioè Michele Girò, guarda Michele Girò, c'ha la panza e sta in televisione, ma quanto me lo del culo, questa si dovrebbe nascondere, invece sta là, papà. È così che funziona, e forse, ti ripeto, anche noi l'abbiamo fatto. Stefano fa parte del gioco, a mo' la gente Tu gli dici fa rode il parte culo del perché gioco. c'è stata la pandemia, perché questi anni sono stati brutti, togli noi che stiamo a fare i cazzari, sono stati brutti sti anni e la gente gli rode il culo, però noi quanto siamo felici a sta qua, che ce frega, no?
Sì, però io se avessi un superpotere andrei a tutte quelle persone a fare cioè se uno commenta durante prenderli una a calci scelta, nel culo, no, una certo. schicchera sull'orecchio, così. Sì, beh, Ogni volta che fa un commento c'è una mano invisibile, così, basta. Ma perché non ho capito tu cosa vorresti, Stefano, quindi cioè, adesso c'è stato No, io non effettivamente parlo. l'ennesimo caso. Conor Sì. ha fatto una battuta, si è gonfiato tutto il caso, attenzione, si è battuta brutta e l'hanno iniziato a minacciare di morte. Che si creasse poi un caso anche su Chi ogni è? minaccia di morte. no, te prego. Vabbè, No, però, dai. però poi Io pure no. là l'hanno minacciato di morte, che comunque è sbagliato, cioè No, gli che hanno tu iniziato la a dici, scrivere in sì. privato, devi morire, devi Ci crepare, sta, devi dici, ci schiattare. sta. No, ma è È sbagliato, comunque. lo dico il nome Pietro Diomede, mo l'ho No, ma non è censurato, quello, a me quello che mi spaventa è la facilità con cui le persone trovino cioè appena c'è uno, cioè questo qui ha ricevuto sicuramente più minacce di quello che ha ucciso la ragazza effettivamente, Sì, cioè sì. si arriva a questa situazione, è come se ci fosse qualcuno apre i cancelli dal via libera e questi si sentono legittimati a fare una cosa così, e secondo me Ho questo è un. capito, Stefano, purtroppo si chiama internet. Ma cioè, è una cosa che secondo me non è che dice beh è così e quindi sarà sempre così. Secondo me serve pure una sorta di educazione da questo punto di Secondo vista. me Questo è certo, questo è vero, però purtroppo fin tanto che non c'è qualcuno che non ci sono delle regole, non ci sono Certo. delle legislazioni. Ormai il nostro telefono è una protuberanza neanche delle nostre mani, del nostro cervello, della nostra pancia. E queste persone continueranno a fare questo. E questo sì, il paradosso, io poi una volta me l'hanno chiesto, l'ho detto, è che le parole del comico delle volte sono paradossalmente più prese in considerazione di quelle di un politico, quando poi in realtà noi siamo dei cazzari. Però sai, io noto tanta rabbia e quando c'è qualcuno che magari, e non parlo di questo caso specifico, si arroga il diritto un po' di dire voglio farti ridere. E quasi le persone è come se un po' si sentissero un po' insultate da questa sorta di tentativo che uno fa. È anche un po' lo specchio dei tempi, cioè questo è Will Smith che si alza e dà il pizzone a Chris Rock, capito? Che voglio dire, Sì, sì. cioè a Will te puoi comprare l'Umbria, date una carmata, cioè mica sei il medico dei Vetralla che è capitato lì, cioè c'è sta nel sistema, l'hai creato te e questo. sì, Questo. servirebbe più controllo Cioè, su io, internet. io poi Ma forse infatti- sbaglio, però essendo una persona che come tanti complimenti, ma di insulti ne riceve tanti, io non so che altro dire per... io penso questo, perché sennò veramente mi faccio il sangue amaro. No, ma infatti tipo, su Will Smith secondo me anche 10 anni di ban dagli Oscar secondo me è troppo. Secondo me un anno di schicchere sulle orecchie E quella dovrebbe essere... poteva essere un Fa anno. il comico in Italia, che Capito? comunque potrebbe essere, Come Louis insomma. C.K. alla fine. Sì, esatto, sei costretto a fare gli spettacoli in Italia per un anno. Will Smith Sì. deve fare film italiani. Viene qua, vabbè, Film no. di Virzì per un anno, che comunque è bellissimo, cioè Will Smith e Boldi. Oppure, sì, sì. capito? Capito. deve fare un cinepanettone. Mamma mia, come stai? Mamma mia! Beh, posso Capito? dire, lo guarderei, Ragazzi, comprerei mamma mia, il come Blu-ray. sei? Will, noi ti. Will, Will, noi peraltro, a aspettiamo a braccia tintoria, aperte. guarda, proprio Esatto. ti facciamo cambiare qua, diventa tappeto rosso. Vieni a Puoi mangiare la pizza schiaffeggiare dei Rapone frontoni. quando ti pare. E Come on, let's Will, let's come together Yes. for Tony's Pizza. getting jiggy with it. Il principe di Vetralla può fare queste Principe cose. di Vedrà. Torniamo un attimo a Sicuramente Netflix, che ci stiamo addentrando sempre più in cose che ci distolgono. Una cosa positiva, tu stai su Netflix, cioè che è una cosa bellissima. Io sono ragazzi. contentissimo. Da quella volta che ci vedemmo all'Oppio Caffè, mo stai su Netflix, sono molto contento per te. Ma tu hai detto Sono una cosa, passati 7 anni dalla prima volta che ci siamo saliti. Più 8 volte. anni, era febbraio Era il 2014. 17 del 2014. 2014, 8 anni. In 8 O il anni, 21? Boh, vabbè, mi ricordo. da 0 Otto a anni. Netflix è un bel, Beh, un bel 8 anni di tragitto. mezzo ci sono stati. Però, 8 anni, però voglio Sì. dire, 8 anni io sempre su YouTube mi trovo, io ancora non sono stato selezionato per le Ivy League. No, però allora Netflix, tu sai che a me piace parlare anche delle cose un po' più... Pruriginose. Esatto, allora Netflix ti produce lo special bellissimo, grande onore, complimenti. A 4 mani abbiamo scritto. E sì. quindi sto special ti dicono anche un po', come hai detto tu, questo non va bene, questo è No, meglio se lo metti così, allora, questo è meglio se lo metti così. loro te lo commissionano nella Sì. misura in cui te lo commissionano. C'è da dire anche che io ho un peso
E Chapelle c'è un altro peso, cioè Chapelle Sì. arriva, ti mette la mano in faccia e tu dici grazie Chapelle che ci fai questo spettacolo. Io non so nessuno, quindi è chiaro che io mi devo confrontare. Loro ci dicono a noi piacerebbe questo e vorremmo che tu noi abbiamo in mente una progettualità, spero insomma che ci sia, e quindi nella misura in cui tu arrivi e hai questa dimensione che è la dimensione di inizio, ti devi un po' presentare. E poi c'è da dire che io avevo delle cose sul piatto che non avevo mai fatto, non avevo mai voluto diffondere perché diciamo non avevo trovato i giusti contesti, che erano più che altro il web. E il web diciamo che una volta che lo sclippettamento delle volte è un po' decontestualizzante. Io avevo alcuni pezzi molto delicati che non volevo finissero all'interno dello sclippettamento Non li perché volevi su TikTok. no, esatto, non sarebbero stati compresi. Tipo appunto il pezzo insomma della disabilità di mia sorella, il tipo mia sorella è disabile, vai tutti i ragazzini, mia sorella è disabile, dico no, cioè quello capito, vedere gente fa bamboleo, io no, Sì, cioè, certo, un po' è chiaro, mi quello ansia, io avevo- subito meme. e poi comunque il discorso è che delle volte è un po' alcuni argomenti, un po' come la coperta di Linus, te li tieni per te finché a un certo punto qualcuno non te li viene a strappare. Io avrei fatto così con tutti i monologhi che ho fatto, tipo quando noi abbiamo fatto comedy a Natural Born Comedians, ma chi ci dava una lira che ci mettevano i monologhi nostri su web? E invece Nessuno, poi infatti, lo hanno fatto. infatti poi l'hanno fatto E poi alcuni, noi morti alcuni li svenuti. rivedi e fai oppela, Cioè, bella capito? sta battuta Cioè, che ho scritto nel 8 anni fa. 2015 dove parlo, capito, dei temi che ora me sparerebbero. Sì, vabbè, è andata Infatti- così. Abbiamo comunque firmato tutto. Comunque la cosa È più andata brutta così. dei comedy è che cioè, non ti cagano, poi metti fai una cosa, sei un po' famoso, tutti i pezzi di Michela Giro, sì, mettiamoli sì, No, sì, tutti salutiamo insieme. io ragazzi, io sono Sì. aziendalista perché comedy per me ha fatto tanto, quindi la saluto. Sì, Tanto ma no. adesso Io so posso dire DC. sgancia Però- sto vagone merci, adesso però- viaggi in prima classe su Netflix. Ciuf ciuf. caffè, Esatto. acqua, successo. Gazzetta dello Sport. Gazzetta- E intanto dietro c'è il vagone di Comedy Central a carbone. No, non è vero, mi dissocio. Però insomma per dire No, sono amici, per quello ci prendiamo in giro perché sono amici. siamo qua, grazie a Comedy. No, ci mancherebbe. Quindi, insomma, per dirti, chiaramente ci hanno detto, io gli mandavo un copione e la cosa bella del copione è che io questi temi che trattavo delle volte erano faticosi per me. Quindi io facevo la supercazzola, tipo gli mandavo i copioni e l'ultima parte, che era quella un po' più complicata su appunto la disabilità, no, la scrivevo. E quindi c'era sto copione tronco, loro mi facevano the copion is not same what she said. Io andavo sul palco e dicevo abbiamo vinto i mondiali in europea, loro facevano ma non c'è scritto. Io sono andata avanti un po', non riuscivo completamente a, non so come dire, a fare, questa è stata la mia difficoltà a causa di alcuni temi trattati fedelmente quello che c'era scritto rispetto a quello che facevo. Se non che a un certo punto io l'ho dovuto fare e per me è anche stato un po', ti dico la verità, terapeutico, cioè mettere nero su bianco alcune cose. E quindi sì, c'era un palleggio, cioè nel senso loro vedevano quello che io facevo e poi c'era un confronto sulla mia resa, c'era un monitoraggio, ma giustamente loro... Ma come lo vedevano? Cioè, tipo venivano... E no, io facevo, venivano, Perché hai fatto le serate di prova. sì, venivano e poi gli mandavo dei video. Ah, ok. E quindi diciamo che abbiamo avuto dei momenti un po' così dove ogni tanto sai metti che io ho fatto un tour abbastanza tosto perché io scrivevo i pezzi, facevo facevo gli spettacoli, il giorno dopo me li risentivo e facevo la memoria sulle cose che non andavano, quindi delle volte capitava che io sbagliassi, quindi non sempre è stata una cosa semplice per me. Poi però insomma alla fine l'ultima data che è andata veramente molto bene è stata a Bologna e loro sono stati soddisfatti e poi io l'ho fatta al E poi l'hai vinile. registrato a Milano. Sì. No, a Roma, al vinile. Ah, È Tostiense. pensavo a Milano. Ah, vedi, Sì, salutiamo sì, quartiere sì. Ostiense. Senti, adesso magari delle cose un po' tecniche che interesseranno solo me e Stefano, però il podcast è il nostro. Hai registrato 2 serate? Sì, l'ho fatto Brava, 2 volte American di fila. Style, Sì, giustamente, si fa così. Pesante. Ma 2 sere consecutive o stesso 2 giorno? sere consecutive. Ok, va bene. Il pubblico No, era- scusami, stesso giorno. Stesso giorno hai fatto tipo 7-10, una cosa Sì, così. 7-10. Vabbè, sì, che è pesante, Sì. però ci sta. E il Sì, pubblico, Il pubblico era- cambiava.
Sì, cambiava, ma io ho fatto la prima che è un po' tecnica, la seconda ho detto beh mi divertirò, la seconda ho fatto più Ok, tutto così. quindi avete a un potuto certo usare solo punto- delle inquadrature. Sì, io sono scesa al palco che tutti facevano e boh, perché io la Vabbè. seconda Ma perché che hai ho fatto? un po'. Cioè che... Però- No, la seconda Eri ero stanca. stanca, ero un po' più deconcentrata, meno Possiamo dire deconcentrata. ubriaca? Lo dirò io. sì, ubriaca, No, perché magari con un bicchiere ultimamente di vino, questa tattica di darmi all'alcol prima di salire sul palco, come in questo momento, che sono rubizza, la sto usando, sì. Ma la serata era segreta o era pubblicizzata? Erano pubblico, no, era pubblico organizzato da loro. Ok. Non Era era proprio perché- pubblico di Netflix? No, pubblico di Misto. vetralla, cioè pubblico che io facevo tipo la cosa dei maschi bianchi etero, io quando sai dico maschi bianchi etero quanto ce ne sono in sala, una si alza e fa quelli che sono rimasti, Ah, sì, quindi io mi vero. immagino uno da Londra che guarda e vede una che fa quelli che sono rimasti E e dice, sottotitolo di a typical Roman way to speak with the Ma comedian in infatti Italy. non ho Hand visto like a niente. spoon. Capito? Esatto. E quindi era pubblico... Che pubblico era? Era Loro? un pubblico non mio. Non Non, tuo. non proprio, Non questa è tutto una cosa mio. Ma delle perché registrazioni questa che cosa? Io non, non non mi va capisco. proprio giù. Perché Ma se, guarda, non lo potevate dico, fare aperto, così veniva il pubblico tuo, però diceva dai Michele. quando tu c'hai le registrazioni la gente non la puoi sequestrare perché comunque devono stare lì, quindi devono essere un pubblico che... Ma se sono veri Però, fan per insomma, te... dipende, questo- no. dipende Vengono dalla i fan, produzione. mi fai fermare una liberatoria, dici mi devi stare qua 5 ore, ti offriamo un Ho panino, capito, una bibita. però insomma Non paghi il comunque devi biglietto. essere certo che questa cosa accada, però dipende dalle produzioni. Ok. Ma ti dico, avere un pubblico che non era tutto per me, era anche un pubblico che mi ha consentito di essere molto tecnica. Mhm. Perché tante volte il pubblico tuo ti aiuta, ti pompa, però ti fa svaccare. Sì, quello Io sì. tendo molto. Ti diverti di Io più e tendo quindi- ti diverti, però quando vedi la resa, invece a me serviva una resa molto pulita e la sfida è stato farlo per un'ora. Quella è stata la sfida più grande, perché io vado a palla di fuoco sui quarti d'ora, ma dopo non ce la posso fare, fa un'ora. Vedi. Senti, ma con chi l'hai, perché l'hai scritta a quattro mani con... Ah, con Marco Vigari e Chiara Galeazzi. Che salutiamo, Salutiamo. amici del podcast, Chiara Galeazzi è anche già ospite, ti abbiamo visto anche nel suo podcast prossimamente con Filippo Ferrari, entrambi già ospiti in teoria. Ci vuoi parlare male di quel podcast? No, Beh, no, The scherzo, Netflix, scherzo. mi È un- pare è una un bel- trovata intelligente. È un bel podcast, non so, molto l'hai bellissimo, sentito? è meraviglioso. Ho Guarda, sentito un speriamo po' di di rifare. puntate, è carino. Un altro podcast carino, vabbè. Allora, ho una domanda per te un po' seria. Allora, il mondo sta andando in una direzione che ci spaventa. Posso fare una domanda, visto che questa è seria, una domanda un po' più stupida, così almeno... Va bene, passo. dai, Ma non la sono mai alleggerisci un po'. stupide le tue domande, Stefano. Vai, Stefano. Nel tuo Tu sei la spetta- voce dell'innocenza. Nel tuo spettacolo tu parli di tua sorella che a un certo punto lei non ha filtri, quindi apre la porta a una persona, Gli dici ammazza quanto dice sei brutto. quanto sei brutto e lo chiude. Mi chiedevo, quella persona è Antinori? Gabriele Antinori che salutiamo, salutiamo, amico del podcast. podcast. Amico anche Che del... Tinore è il mio ex ragazzo. Ma Gabriele e Gabriele sua Antinori. sorella saranno amici? Cercatelo Come? su Google. Saranno amici Gabriele e È tua un bel sorella? ragazzo. Beh, ragazzi. mi metti in una posizione de merda, perché se dico sì c'è sta Riccardo che mi guarda, se dico no Gabriele mi dice magari mori. Se dici Cose no, che comunque insomma se mi ha dici sempre non era detto lui, pure era un quando stavamo altro. insieme. Si aggiunge ai Ehm, 1000 commenti devi morire, però nei questi è Gabriele Antinori. Tutte ha delle commentiamo Gabbo, ragioni, ma ha delle insomma... ragioni. Insomma, anche perché poi ho testimoni della nostra storia d'amore, ti ricordi quando seminavamo? Vabbè, andiamo avanti. bello, E bello. quindi- no, era non lui, era però, non era lui. no, Ok. no, però c'è un comico a cui Cristina ha detto una cosa che io riporto allo speciale, Ah. non dirò chi è. Ma Ah. tu l'hai conosciuta, no? Sì, Quella sì, sera, sì. ti ricordi? Te che ti ha detto? Tipo, Beh, no, niente, a me ti ha non mi ha detto detto niente, te la niente. sei scampata. Ah, Io mi ecco. ricordo molto bene i peperoni ripieni di tuo sì, padre. perché dovete Ah, sapere che saluto. loro si sono litigati i peperoni a gratin di mio padre. Buonissimo. Strepitosi. Che sono molto molto buoni. Io insomma Portaci la prossima volta, salutaci tuo padre. certo, e Salutiamo speriamo che si l'ammiraglio. possa fare ancora. Sì. Ma sì, Vabbè, perché qua. dici i peperoni vengono dall'Ucraina e quindi No, no. per quello. E allora, Comunque ok. Santinori bel ragazzo. Beh, ragazzi, Anche quindi era un un altro bel comico, ragazzo. era brutto. ma non era un comico, No, era un tizio, un amico. Tizio. Non dice un comico. No. Ah, non era un comico. No. Ah, ok.
No, Non mi mette siete che hai voluto situazioni. vedere un comico in quella Sì, scena. Io ho perché pensato lui questo vuole- sicuro è Antinori, invece no. Lui vuole creare il Malvagio, caso, sì, capito? sì, vuole Non che era lui, diventiamo non era lui. virali. No, non è... Vabbè. Dissing così. Allora, il mondo sta andando in una direzione capire. che un po' ci fa paura. Cioè il riscaldamento globale, l'inquinamento, le Ah microplastiche già, il che riscaldamento, stiamo non ho tutti, scordato il riscaldamento che globale. stiamo tutti. No, il riscaldamento globale c'è ancora, C'è, ok. va a gonfie vele, le microplastiche, i laghi che si prosciugano, la guerra, insomma. Quindi mettiamo come scenario E possibile. poi lo special di Michela Giraud No, che ma segue quello- a tutte queste Quello va tragedie. bene, allora scenario possibile, adesso a breve c'è anche insomma, una piccola diatriba nucleare, quindi va tutto troppo più velocemente di come abbiamo previsto e il mondo diventa un posto invivibile, l'ossigeno si fa rarefatto, non c'è più acqua Vabbè, potabile. Daniele, stiamo a morire. No, perché ti voglio proprio dipingere, gli animali muoiono, se li mangi sono carcasse avvelenate in putrefazione, l'umanità sta scomparendo, però a Michela Giraud squilla il telefono. Ti chiamano e dicono, signora Giraud, ci sono degli shuttle che stanno andando a colonizzare un altro pianeta abitabile. Insomma ti dicono che sei stata selezionata insieme a pochi altri scelti per andare a colonizzare quest'altro pianeta. Io il Rapone già ti dico, morti i primi. Sì. E ti dicono, tu arrivi allo shuttle, c'è Elon Musk che fa, Michela, welcome, I loved your special, I loved your work. Mi ricorda la trama di un film che ho visto, ma Sì, non sono vabbè, lo sicura. possiamo dire. Comunque io sono coautore di Don't Look Up, ma questa è un'altra storia. E ti dicono, ok Michela, benvenuta, questo è l'ultimo shuttle che sta per partire, oltre a te è rimasto un solo altro posto e devi scegliere tu chi tra le due persone dietro di te può salire a bordo. Ti giri e ci sta da un lato Netflix e dall'altro Amazon Prime. Chi scegli? Elon Musk fa hurry up, let's go Michela, e tu ti scegli uno solo e ci sta Netflix con il tuo special, la foto così, e Amazon Prime Video e tutti lol, le cose e tu Cedo il posto ma e faccio salire loro. bellissima risposta, bellissima risposta, E mo dopo questa voglio un altro special e una serie tutta mia, hai capito? bellissima Una Prime risposta. e l'altro Netflix. Bellissima risposta. Non me l'aspettavo, bravo. Mi Che aspettavo un t'aspettavi? no Sono comment, Andreotti, mi aspettavo so. un no comment. No, bellissima risposta. No, allora l'altra domanda quella seria è ok, hai fatto uno Quanto special sono forti ste luci, su Daniele? lo so, ma perché come sai siamo in televisione e questo Ah, è no, scusami, la certo. cosa più importante. Come disse Valeria Marini nella puntata di PIF, Siamo in le televisione. luci me le devi sparare sempre tutte in faccia da davanti e io così vivo la mia vita. Come Valeria Giusto. Marini disse 5 secondi in una puntata di 14 anni fa del Testimone, che salutiamo, Piff e Valeria Marini, prossimi ospiti di Tintoria. Allora, hai fatto uno special su Netflix, congratulazioni, è la cosa più alta che si possa fare nel mondo se sei un comico, cioè se sei uno stand-up comedian a livello di contenuti che puoi mettere online, Netflix è la cosa più alta che c'è. E quindi poi, next goal, prossimo obiettivo? Un cameo in un posto al sole Sono contento che me lo dici perché era anche una domanda che mi hanno e fatto un su film Instagram. con Paolo Sorrentino. È un film con Paolo Sorrentino. Attenzione, Lui lo sto di Paolo stalkerando, Sorrentino mo o con voi due in un film porno con Paolo? No, vabbè, non serve. Un film di Paolo Sorrentino, vorresti stare un film L'importante è di Paolo che ci sta Paolo Sorrentino? Sorrentino. Che faccia qualcosa. Che Porta che i tipo- cestini. Paolo, sei tu? So io. Paolo, hai visto il mio speciale? No. Fine. Esatto. Comunque- Bellissima, andrebbe proprio così. No. Sarebbe stupido, pure se l'ha visto. No, no, Sì, no. non l'ho visto. No, io questo Dobbiamo no, lavorare, no, Michela, per favore. no, Michela. Sì, sì, andrebbe così. Questi gli obiettivi. E Sanremo? Presidente. Ah, cosa? Sanremo? Dillo. Sanremo? Sanremo? Eh. Anyone says Sanremo? Parapapapapara, Sì. parapapapapara. Madonna ragazzi, che verano. Insomma, è un po' de brio però, Questa Cioè, è- manco- Tintoria non è il podcast del brio. No, no. Sanremo ti piacerebbe? Papà. Papà Vabbè. è finito. Sì, mi piacerebbe. Non c'era il seguito allora, a papà. Sanremo mi piacerebbe molto. Bello un Sanremo con queste favore buone. Bellissimo. No, mi piacerebbe, però Sanremo è quella cosa
dove se sei un comico un po' ti fa il segno della croce, Sì, sono d'accordo. perché se lo sbagli la tua vita è finita. Ma lo puoi sbagliare Sanremo però? Lo Non è- voglio? No, lo puoi? Beh, cazzo, Riesci a cioè, sbagliare nel senso- Sanremo? Però non è vero, Beh, dai. come no? Ci Certo, sono dei se comici sei che un sono andati a comico- Sanremo a fare lo schifo, comici giganti che tu li vedi e dici tu stai facendo un monologo No, che se infatti. lo fai qui la domenica Fabri ti fa cala su, vatte, non venire mai più. Fatti a Sanremo, c'hanno film al cinema in lingua, Infatti. dialetto, lasciamo stare, vabbè. No, infatti, cioè, tipo, c'è stato Crozza che c'è stato in difficoltà, però c'è il programma su, A nessuno importa, cioè, sua tu vai- rete. Beh, non è vero che a nessuno importa. A chi Massimo a mezz'ora su Twitter Tananai ha fatto schifo a cantare, è diventato Vabbè, il ma nuovo perché Vasco Tananai è Rossi. buono, che c'entra? Ah. Però poi non è che ha fatto... Però i comici non devono Che essere se può buoni. dire? No. E beh, I comici non devono essere buoni. scusate, fate eccezione. Grazie, sei molto gentile, però Io farei un applauso a questa cosa, scusate. Cosa? Mi ho distratto. ho ha visto detto che il siamo buoni. film. Vabbè, siamo bei ragazzi. Dai, possiamo dire. siamo Ma due bei guarda, bocconcini. in realtà comunque, io dico sempre che quando fai il gelo, cosa che ai comici capita sempre, è come avere quel pezzo di DiCaprio che dice signorina Rosa, lei si è mai buttata in un lago ghiacciato, è come avere il corpo cosparso da 1000 lame. Sì. Cioè tu pensa farlo con 23 milioni di persone che te guardano, ma te non esci più di casa. Però proprio- Quindi sì, comunque ce la fai, però cioè nel senso meglio Sì. non fa schifo. E il problema No, è che certo, quando ci vai lì mancherebbe altro. hai una pressione tale che magari vai lì con delle tue idee e può capitare che ti dicono ma magari fai così, magari fai colà e chissà che succede quando Sì, arrivi sì, là. sì. Quello Quindi succede. io ci andrei con una canzone tipo Minchia signor tenente, Reloaded, ce vai Minchia signor tenente, papara, così ti ci ammazza, però questa sa pure cantare e far parlato, capito? E quella è una chance, perché comunque se tu fai il comico e dici ora, cioè non c'è nulla di peggio del mo ve faccio ride, è lì che la gente fa vai fammi ride, mo te rompo il culo, capito? Sì. È proprio qua roba che Poi dopo tu 5 stai lì ore di Ariston. e tu stai lì, quindi ti dico, a me piacerebbe, sarebbe una bella sfida, però o tu vai benissimo ma non lavori più perché vai di testa tua, oppure magari accetti un pochino il compromesso e soffri, però ti ripeto, non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Però è una bella sfida. Lo Da saprai tu conduttrice l'anno mi piacerebbe. prossimo, lo saprai tu l'anno Tacci, prossimo. Daniele, però non si può così, eh. Tra 2 anni allora, meglio. Lo saprò magari, chi lo sa, magari lo saprai tu. Magari Dopo lo saprai. Amadeus, dici? Eh? Dopo Amadeus. Dopo E Amadeus. chissà se Amadeus questi 2 si anni. convince. Tra l'altro Amadeus Ah, lo ma- convinciamo noi quando viene a Tintoria Sì. a metà Mi agosto. raccomando. Beh, Sì, ha comunque già- la Qui, cosa è- con le luci. Beh, lui queste luci per lui sono niente. Infatti. Certo. Per lui i riflettori No, sono ti la fai qualche lampadina dello soliti specchio. ignoti. Ti fai qualche solito ignoti. Ha la passione per il prosciutto. E chi è? Michela Giro. Che solo e Cinque. fanno. Non l'ho mai vista questa e sono io, signora, ma come? Il mio special su Netflix. Su Capito, Netflix, esatto. non ce l'ho Netflix. Facci una battuta, mica tu fai una battuta. Sì, faccio Bravissima, Michele. Bravissima. Pensa che bello, ti dico, facci una battuta, tu fai un monologo di 18 minuti. ma, oh, alla Perché fine noi si per ride, la ve lo stand-up- prometto, state comodi. E poi così, papparapapà. Perché la stand-up bisogna arrivare alla battuta, Esatto. sta roba che ci diciamo noi. Esatto, che è vera per noi, per me e per te, non è vera per Rapone, però le battute sue forse non si possono fare a Sanremo. No, a Sanremo Le forse... dovresti scrivere da capo. Che E palle. chi lo sa, potresti anche osare. Ma Perché infatti- secondo me la cosa è questa, se noi andassimo, perché non parlare Cioè, l'italiano? che fanno? Te portano via? La lingua di Dante Alighieri. No, vai a Magari. Sanremo, noi faremmo così, c'è un pubblico dal vivo, io sto a fare stand up per loro, faccio il monologo per loro, faccio ridere questi, parti Ho da capito, ma per l'orchestra loro, e per poi vai a loro salire. è la settantenne di Savona con la Capito, il pelliccia. problema è che Vabbè, ma il chiaro pubblico che scrivi loro- un monologo apposta, non è che vai là a fare Dici, tipo, mi "Signora!" facevo le canne, signora, cioè, Tu no. leva signora, Ermellino o Visone. E poi E lì te la porti a casa. te la porti a casa e Facile. Lei che lavoro fa, signore? Sì, queste cose così. È così, fai Comincia tutto- a dire. Sono una mantenuta, io commercio diamanti. dici che il pubblico, secondo me sono tutti influencer e tu vedi, No, ma ancora che sono voi, tutti anziani. sono anziani. C'è il figlio di Amadeus. Figlio di che mo Amadeus sta là, lo metti in mezzo. Dovrei conquistare lui, è lui Sì. che decide tutto. Che ormai ci eh. avrà. Età? Beh, lui ha 12 anni, mi pare. 12 anni giovane. No, 2 anni, Quindi- 14 anni, era 2 anni. Quindi Lo puoi fare. dici ce lo possiamo.
tra 2 anni dici, oh, ti compro un Gilera Runner e poi Un? un motorino. Ah, Che Amadeus sicuro non glielo compra perché c'ha paura. Ti I compro ricchi non un- mandano i figli in motorino. ah. Questa è una Infatti- frase che ho inventato adesso, però Io non so, guarda, non so se sono ricca, ma mia mamma non mi ha mai voluto che io andassi in motorino. poi tu ragazza, una volta c'erano molti più pregiudizi sul mandare le donne in motorino. Anche questo l'ho inventato. No, questo è basato un po', cioè Ma all'Aquila mi stai a erano fa- più ma i maschi col mi stai a motorino. fare mansplaining? Quello sempre, io lo chiamo conversazione. Però sì, Mannaggia. cioè, Ma perché non c'è uno special su Netflix? Senti come chiudi le battute. dimmelo tu, dimmelo tu. Però su YouTube non sai come sto andando. E allora- Ma infatti, Come va? ma manco su Netflix YouTube, manco c'è manco sì, un sì, manco trafiletto quello, guarda. che comunque quella ci vanno un po' cani e porci, no scherzo. Ce l'hai cosa? Ci vanno cani e porci, dicono, Esatto. però era sempre per fare il dissing nei confronti Degli dei altri nostri podcast. amici. Ah, certo. Sì, sì, no, noi Sì, stiamo qua, salutiamo. però scusa, voglio dire, negli altri podcast ti fanno la pizza prima di salire sul palco, mi sa di no. No. Vedi? No, no, Vedi? no, assolutamente. Quando sono andata a Kashmir. Zero pizza, allora No, ti però danno me i lo- salatini me l'hanno offerto e il il caffè. crodino. No, ma del Beh, perché loro fanno crodino. questa cosa di fare coffee and podcasting alle 9 di mattina, appuntamento, poi te arrivi, Luca arriva un'ora e mezza dopo, vai a Lu. Che poi lo dovremmo sapere. Oh, mi raccomando, È alle molto che 9 aspetti. c'ho il treno per Bologna, arriva, ho spostato il treno. Vabbè, Luca, però. Vabbè, questo Questi è sono affari di noi perché è sono vero. affari nostri. No, no, però ha detto questo L'arte dopo di che fare ci hanno pensate, ne abbiamo invitato. fatto un lavoro parlando ragazzi. No? Sì, sì. Allora, Stefano, adesso io ti lascio un attimo a parlare con Michela. No. E dove vai? Qui nel web, no, perché ho le domande da Ah, che Instagram e le bello, recupero. Deep Stefano, dimmi web. tutto. Come stai? Stefano è un Allora- ottimo co-conduttore. Sono un po' stanca, secondo Eh. me tra il vino e ste luci sparate sono tipo Bordeaux. Un Mi pochino. sto sciogliendo, vero? Però Ma ti sono dà un brutta buon, no, secondo ti dà te? un bel colore. Un bel colore? Un Di bel che- colore, no, Che stavi a dire? Un bel colore? Bel di colore quella cachi, stava di quando stai con una persona che è un po' ubriaca, cioè questa stasera. Ah, dici che... Questa moce prova lei. Capito? Stasera Ma perché non ci avete mai provato con me quando abbiamo iniziato a fare stand up? io ero fidanzato, quindi Ah, dai, ma una cazzata. Ah, sì, è vero. Lui era fidanzato. a lui più che altro. Io ero che- timido. Sì, vabbè, timido, caro. Bellissima Con sa- citazione. sei qua, vabbè, dai, ormai Sal- m'ero- salutiamo Christian De Sica e l'attrice che faceva Iside. Perché ragazzi, ricordiamo questa cosa, se siete dei comici maschi con la pala a fare stand up comedy, ragazze, Le io ragazze arrivavo non sul rimorchiano. palco e loro capito? Niente di niente. Poi io ne ho pescato uno, mo' sono tenuto per 3 anni. Vabbè, è ottimo. Quando ci siamo lasciati, io facevo regà, tutti. Così. Tu porti il marchio. Esatto. Sì, io il marchio. Eri Io stata dicevo, con un comico. Mo sono su piazza, cioè ragazzi, cioè, Eri stata con un comedian. è ricominciata la pacchia, niente, zero, Invece proprio niente di niente. Ma ti sei fatta un tatuaggio nuovo? Quale? quello. Questo sì, è il microfono della stand up. Ah, Vedi? posso Cioè, vederlo? sembra un gelato, però ti piace? vedi, però l'hai fatto a filo, giustamente. Sì, così Avevo- si capisce. Che è stand up, perché Sì, sennò sì. poteva pure essere karaoke. Esatto, Il capito? microfono del karaoke, dice una passione Due mia. cose diverse. Sono due cose leggermente Chissà diverse. se ci sono gli special dei karaoke su Netflix. No, però mi sa che tipo ci sarà un karaoke channel in Cina che farà 180 milioni di persone ogni ora, verosimilmente. Considerato che in Cina il karaoke è la cosa più importante del mondo. E Dopo anche LOL. questo l'ho appena inventato, ma potremo scoprire se è vero tra 2 settimane, quando parleremo Dici di davanti Cina. a Giada Messetti Con che sta Giada, qui e che ti è guarda. lì, eccola là, esatto. Esperta sinologa. Però io quando andai a Shanghai, a mio parere, i cinesi sono i 15 con cui ho parlato, che quindi mi sembrano un campione significativo. Sono persone mediamente, mi sono sembrate, cioè umili, non troppo umili, però normali. Però se gli chiedi sei bravo al karaoke, mi hanno letteralmente risposto io sono Dio. Ah, vedi? E quindi ho detto, beh, sarà importante il karaoke. Questa è la mia Beh, deduzione. vabbè. Senti, una domanda è: bello lo special su Netflix, dove si può comprare quella giacca? Allora, quella giacca in realtà è un completo che io ho fatto fare su misura. Mamma mia. Perché Michele, io ho detto... la vita tua. Io lo...
E allora ho preso Simone Guidarelli, che è lo stylist di Vanity Fair, Che salutiamo peraltro. perché a un certo punto ho detto, oh my god, I wanna be fabulous. Qui a un certo punto ho detto, special su Netflix, internazionale, io voglio essere a Carrà. Quindi praticamente ho detto, io dico, cioè io proprio, oh my god, cioè proprio fabulous, quindi pagliette, cosce de fuori, zinne, Tutto. tutto, perché io voglio proprio essere il sesso, cazzo, cioè nel senso di essere proprio shine like a diamonds. Vai. Cioè io volevo essere questa cosa qua, perché comunque una cosa ve la devo dire, voi arrivate con sti cazzo dei maglioni, a me non mi sta bene, cioè noi stiamo facendo lo showbiz, ragazzi, cioè voi dovete essere fabulous, shining, e invece Tutte queste parole voi inglesi. i maglioni, Ma e io un po' sono... ti posso dire, mo che hai detto questa cosa, anch'io sogno un giorno di avere uno stilista che mi fa su misura delle felpe. Ho capito. Io ho sempre pensato, io avrei delle idee bellissime delle felpe, eppure Cioè, nessuno lo stile dei felpe. Felpe però belle. Io me le immagino. Perché ci sono, comunque Stefano Rapone è maestro icona di stile, ci sono delle persone qui in sala che tu sei vestito come, alzati un attimo in piedi. Lui con la Sì, giacca. te sei Sì, Stefano infatti, Rapone, lui è te hai visto vestito come Stefano? Chi è? vesto Ah, io. lui è Con la Stefano felpa Rapone. rossa. Sì, Sì, alzati un seduto. attimo. Tu sei Stefano- vestito da raga, Stefano Rapone. Tra l'altro Però ha una sì, maglietta sì. di una carota che fa l'amore con una carota. No, ma che quello cianotica. è Ah, un è riferimento a una citazione- Dragon è Ball. una citazione di c'è Goku che sarebbe Kakarot, infatti è una carota, e c'è Radish che è Radicchio che viene infilzato dal Macanco Sappo del grande Mago P. Mi vuoi mandare a Piccolo, fanculo? Piccolo, Non un grande Non lo mago. so, cioè umiliami un Junior. altro po'. Junior, Però so, quindi bravo. Stefano Rapone Piccolo totally, Junior. quindi sei icona di stile. Certo, quindi è un omaggio anche per me, secondo me dopo con lui ci faccio l'amore. Lo fai Qualcuno con sedere una un po' giacca qua, di così, pagliette con le che luci, voglia fare poi ci l'amore prova con lui. me? Niente da fare. Niente vabbè. giacche di pagliette. Niente Tintoriano non è il podcast delle nessuno giacche di di questa sera pagliette. vuole fare all'amore. Esatto. Poi chiedono, questa è una domanda per tutti e tre, quali sono, e cito, le guardie migliori? Polizia, guardia di finanza o carabinieri? Allora, io sono figlia di ammiraglio. Quindi Però la carabinieri. Marina non è guardia, la Marina è guardia del mare. Salutiamo. E poi ti dico, la mia preferita sono i carabinieri subacquei, che sono una categoria che io ho fatto anche una sigla. Sì? Che la si la chiama- possiamo sentire? Vi va? Ve la faccio. Vai, vai. Carabinieri subacquei, carabinieri subacquei, carabinieri, sono stato rapinato da una stella marina. Potete aiutarmi? No, questo non è un lavoro per noi, è un lavoro per i carabinieri subacquei, carabinieri subacquei, carabinieri, c'è una pantegana del Tevere che mi ha minacciato. Potete aiutarmi? Ah no, questo non è un lavoro per noi, è un lavoro per i carabinieri subacquei, carabinieri subacquei, carabinieri all'incrocio della Casilina con Porta Metronia. Mi hanno una sirena mi ha minacciato perché non gli ho dato 50 euro e pure il vetro. Mi potete aiutare? Ah no, questo non è un lavoro per noi, è un lavoro per i carabinieri subacquei, carabinieri. Subacquei. Queste sono le mie forze armate perché... Questa Bellissimo. mi sembra È bellissimo perché può andare avanti Ti piace? all'infinito. No. Paraparab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 ara
Presto Jeff su Spotify. Bezos, esatto. Sì, vorrei sì, già. sì, esatto. Vabbè. Ma il fissese il vilipendio al No, Ministero della mazza. Difesa. Però No, aspetta, vabbè. quante sono le guardie? Qui, allora, nella No, domanda mi aspetta, elencavano cioè, Guardia di io- Finanza, allora, il Polizia... Ministero della Difesa è composto da Vediamo. aeronautica, marina e esercito, e poi c'è polizia, carabinieri. Guardia di Finanza. E Guardia di Però i Finanza. carabinieri mi sa sono esercito anche loro, in Sì. qualche No. modo. Sì, Non sì, penso. carabinieri, Sì. sì, Sì, sì. i carabinieri Abbiamo sono degli esercito. amici delle guardie Infatti, vere e proprie. non possono Sì. scioperare, per esempio, i carabinieri perché sono esercito e nell'esercito non si sciopera. Caramba, don't strike, dicevano gli slogan delle unions in America, se non sbaglio. Adesso non l'ho inventato questo. E invece una domanda, che anche questa viene da Instagram. No, vabbè, rispondi, cioè, sto vedendo quali sono le altre guardie. Ma c'è il telefono Qua, qua. ma tipo la durante il forestale, podcast. vuoi vedere? Il telefono qui.
Sì, non Ma serve lui in si tiene il televisione. telefono, fa come gli pare. Penitenziaria, Serve perché poi lui scrolla a un certo punto. La foresta- Lui, Forestale. sì, lui basta, non vuole Sì. più. la forestale. La forestale ci Anche la dà- forestale che salutiamo. Però la forestale è quella che ha menato zero calcare, quindi infami anche loro. Vabbè, Lo però sapevo. non tutto il corpo forestale. almeno Viene per nuocere. Un po' della forestale dà anche fuoco a porzioni di Sicilia per poi intervenire. No, questo no. ci Ma pure qua, dissociamo. visto che stiamo citando solo alcuni Ci singoli che si dissociamo. comportano male, io non posso Madonna, avere che quanto amicizia mi per sono la ripulita, forestale. quante volte ho detto mi dissocio in questo podcast, mi sono proprio imborghesita. Vabbè, dai, tutto sommato siamo andati bene finora. Finché Eh. non ci siamo inimicati, un giorno che dispersi sull'Appennino abruzzese arriva la forestale e fa: ma tu sei quello che ha detto che dei colleghi in Sicilia. Quindi ti faremo sbranare da quest'orso, mi Esatto. dispiace, dobbiamo andare. Però posso dire, andarsene sbranato da un orso marsicano Ci sono anche le compagnie barracellari, forma di polizia locale prevalentemente rurale, tipica della regione autonoma della Sardegna. Pensa chi so questi. Ma un canto tipico? E che ne so, mo, Un canto tipico. È quello, Sì. Puoi sapere un sardo. canto tipico sardo Ah. di queste... Scusate, basta. Questo chiediamo scusa al popolo sardo, scusa. uno dei popoli più antichi Non so, d'Europa. perché io li associo sempre alla Scozia, non so Ai, perché. ai Celti, ok. Sì, sì, un qualcosa, non lo so. Vabbè, ci sta. Hanno un umorismo inglese, mi piacciono molto, così, per ringraziarmi i sardi per la mia data d'Alghero. I sardi sono gli scozzesi d'Italia. Gli scozzesi d'Italia, Lo dicevamo sì. in questo podcast o in un Sono un altro sacco, podcast. comunque, In un altro podcast lo Sono dicevamo. un sacco le forze. Stefano, adesso non volevo farti chiudere. Ma se io veramente- facessi un podcast odieresti anche me. Dipende. Dipende, se andasse bene sì. Però se lo chiudi dopo poche puntate direi, ah vedi, no, hai fatto bene a provare. Non ti preoccupare. No, però pensa, c'è divertente. Non è male. Devi trovare la tua anima Vengo gemella. io. No, allora, mo ho detto la tua anima gemella, vengo io, Michele. Grazie Stefano. Vai, Andiamo su subito. Amazon o su Netflix? No, è prodotto Su- da un'altra entità. HBO. Mo No, te no, becchi, è il non è- podcast di Comedy Central, coglioni. No, No, chi è, quelli come sempre No, lo no, no, salutiamo, Central, non è salutiamo, Comedy salutiamo, sono Central, amici. però vabbè. Lo stai a fare veramente? No, non con comedy. Vabbè. No, perché Vai, adesso vai. ad oggi non... Vai su Audible, vai, ti sentono tutti su Audible. Su Audible ci siamo. Mi Vabbè, sto chiudendo altre- tutte le porte. Ci sono altre pure su Audible. domande? Altre domande? Sì, se avresti mai potuto seguire la carriera di tuo padre? No, mai. Mai. Mio papà è un ammiraglio e ti dico che lui un pochino ci ha sperato. A un certo punto mi ha detto timidamente se io volevo fare l'accademia. Poi mio padre fa, mi chiedesti fare un po' di l'accademia. Lui parla così. E mia madre faceva, Alfredo no! Però io ci penso sempre. Sarei stata la capitana di porto più simpatica di Civitavecchia. Una Che carriera comunque- a linea blu a vele spiegate, capito? Pensa io con quel filo de zin, con tutti i meme, dicevo però Dubotte è la capitana di Civitavecchia. Secondo me, te dico, mi stressavo molto di meno. E no, è stato molto bello. Io una volta mi hanno detto quando facevo Radio 2 che io ero raccomandata da mio padre. Gli ho detto, ma io mica sto a fare linea blu, perché devo essere raccomandata da mio padre? Però sì, sarebbe stato... Beh, non dico la verità, io vengo da una famiglia che veramente ha sposato il mare. Cioè mio zio ha doppiato Caporna, mio papà ammiraglio, tutti ufficiali di marina. Io purtroppo, sai, una volta sono andata in barca, ho vomitato, ma eravamo nel porto. Era ferma, io proprio purtroppo sto molto male, io ho deluso molto la mia famiglia perché poi mio nonno è un calciatore, sono delle tu? persone che hanno... Ma no, io facevo schifo sempre a tutti gli sport, cioè io ero proprio quella che, sai, al liceo la gente faceva morra cinese per non scegliermi, io facevo i palleggi da sola e il mio professore faceva fai così, più sorrisi. E io dicevo più sorrisi di che? Sto a fare i palleggi da sola. E poi la mia insegnante delle medie mi urlava e faceva Giro, mani di ricotta! Quando facevamo palla avvelenata mi faceva fare la sedia a 12 anni, una cosa terribile, c'eravamo io, La sembravo
Le compagne di classe di Red, cioè presente Red su Disney Plus? No, è lì. Eravamo a un certo punto, mancava quello, salutiamo. Salutiamo Cioè, Disney mancava Plus. solo, cioè c'era la mia amica Silvia, che saluto, che oggi è un medico, uno stimato professionista, faceva la sedia, e poverina, lei aveva la tosse cronica e se tu staccavi la testa c'era insufficiente. Allora lei era una bambina, insomma, come me, tondina, con gli occhiali a fondo di bottiglia, e lei tremava e faceva: io non ce la faccio. E noi: forza Silvia, cazzo, forza. Si mette a fare la sedia, diventa viola, dopo tipo 10 secondi buongiorno, sufficiente. E quindi finita così. Madonna, ma E- che pezzo Ma che di vuol merda dire la sto sedia? professore Era di educazione terribile, fisica? perché da inchiesta? poi come? Da inchiesta sto professore. Beh, no, è che poi c'era. Poi ci faceva, perché era l'unica professoressa di educazione fisica che ci faceva fare veramente educazione fisica. Quindi noi correvamo e lei ci teneva il tempo con le clave, che era. E io non me ne sono mai scordate quelle clave. E io una volta, insomma, mi ricordo, sono inciampata e per tenermi mi sono aggrappato al mio compagno e gli ho tirato giù i pantaloni, poveraccio. Quindi da sicuro è stato molto complicato. Poi una volta a fa palla avvelenata mi prendevano tutti in giro perché io giro a mani di ricotta e ho detto basta, adesso devo dimostrare di essere qualcuno. Ho preso la palla, l'ho tirata con tutta la cattiveria che avevo e l'ho tirata. Ho preso uno in testa, ma era il mio compagno di squadra, cioè era davanti a me, e quindi io ho capito che lo sport non faceva per me, oltre 10 anni di danza in ultima fila di cui Di cui parlo parli sempre. nello spettacolo, certo. infatti non hai potuto fare l'aeronautica militare, però adesso su Netflix ci stai. Prima girò su Netflix, Hai capito? hai capito? Quindi adesso al io prossimo ho 10 Natale anni, ti ultima presenti, fila. ti presenti così, gli fai vedere l'orecchio come del vecchio, entri a Natale, vi ho purgato faccio, ancora ragazzi, tutto il corredo completo. Gli fai Ma che è la no. sedia? Come? Che vuol dire la sedia? Fa fare la sedia. Ma la sedia è molto Ma che vuol complicata. dire? Vuoi vedere? Vedi, Stefano, se gli fai riferimento alla televisione anni 80 la sa, però se gli fai riferimento alla ginnastica In questo e senso. devi restare così. Dovevi rimanere un minuto. Io pensavo di fare la sedia nel senso di metterti a carponi. Tipo Ah, in la una sedia del recita, Papa? fai la Pure la sedia. sedia del Chi si Papa. sedeva, cioè Però tipo se questa tu- cosa medievale, tu sei la sedia, Tu tu sei la sei mia sedia. il poggiapiedi. No, a parte io dissento No. sul medievale come termine paragone negativo, perché il medievale comunque ha fatto tante cose per noi, tipo Giotto. Beh, però pure Però- questa è brutta. Salutiamo no? Giotto. Cioè, Che bello il Medioevo. ospite a Tintoria. Dovrebbe venire a novembre perché Però sì, la l'agenzia- sedia erano. E poi quando noi non c'era educazione fisica, lei faceva il dettato, un dettato di un'ora a mano, e mi ricordo sempre, lei diceva le pissassi, e raccontava di questo. cosa Le dice? pissassi, che era la fuoriuscita copiosa dal naso. Ah. Quindi lei parlava di slogature, cioè tipo l'incidente di Francesco Dotti con la caviglia, no? Descrizioni così, era molto, molto dura. Beh, E questo è il indossava famoso solo tute, come la professoressa di educazione fisica di Glee. di Glee, che salutiamo. Quindi effettivamente mi confermi che questa Roma Nord, un richiamo al Vietnam per te, E beh ragazzi, ma quando lo dice Castellitto, poveraccio, non c'ha torto. non ha Tu zero arrivi là, torto. cioè è chiaro che è meglio piangere con una borsa di Louis Vuitton piuttosto che con una borsa di Carpisa. Ma è anche Però meglio vivere a piangi. Parioli che stare sul Sì, però è fiume complicato perché sì, dipende, insomma, se cioè nel mio caso io quello che racconto è stato complicato perché c'avevo, vabbè, Cristina, c'avevo mia sorella che aveva una disabilità. Io pesavo 35 kg, ma a 6 anni, insomma, obiettivamente c'erano dei problemi. E poi perché io ero circondata da questi modelli che erano molto complicati da emulare. Cioè io mi ricordo c'erano delle mamme che davo da mia madre e gli dicevano Lavinia va in classe con un ragazzo down, io ho cambiato scuola, cioè delle robe proprio disumane. Poi io capito, insomma, era molto duro. Io poi avevo i genitori che andavano a lavorare, e lì se tu avevi i genitori che andavano a lavorare e non ti venivano a scuola, te eri orfano, perché vuol dire che i tuoi non ti volevano bene. E quindi c'erano queste che non c'avevano un cazzo da fare perché avevano delle mantenute, e quando tu non avevi tuo padre o tua madre che ti venivano a prendere, tu eri proprio ghettizzato insieme anche ai figli dei genitori separati. E io ero amica di tutti i reietti. Io ricordo Marco, che non dico il cognome, che era molto simpatico,
che una volta ci diedero il compito, sai la circolare devi far firmare a casa, e lui fece questa circolare che era sui pidocchi, Amà, e c'era scritto Amà, stai sghicia che ci stanno i pidocchi a scuola, firma, e lui venne ripreso per questa cosa. E un'altra cosa che ricordo sempre con piacere è il mio compagno David, che andava malissimo a scuola, stava per essere bocciato, e quindi i genitori scrissero una circolare che era così: gentili professori, e noi sappiamo che chiamate spesso nostro figlio Davide e ci opponiamo perché in realtà David è stato chiamato David in onore del grande a capo David Bowie, firma. E David bocciato, ma loro David Bowie, David, che ricordo con molto piacere, c'era Ilaria, questa però alle medie, che aveva tutta questi stabilo, no? La ricchezza si misurava in stabilo da noi, e c'avevi gli stabilo da 70, che vuol dire che eri, cioè il figlio del briatore. Allora praticamente io avevo gli stabilo da 10 perché mio padre era molto tirchio, io lo sono rimasta tuttora, cioè c'è una 600 usata ad oggi, e quindi cazzo tu quando volevi, non il blu, ma il blu cobalto, andavi da Ilaria, e Ilaria diceva: Ilaria, ma ce li fai usare? E Ilaria diceva: no, perché tu non mi attappi il tappo in linea con il corpo del pennarello. Allora una volta io abbozzavo, perché comunque Ilaria, che ora è una ultras, è diventata, non ho capito questo passaggio da tipo Ultras dal lato giusto o sbagliato no, dal lato giusto, dell'essere meno umano. male, meno male. E praticamente questa cosa dei pennarelli io insomma abbozzai, la fece a David la guardò, si prese un tempo e le disse: baldracca, nota, quando in realtà era tutto quello che noi pensavamo, e da lì capì, io voglio fare la stand up comedy dopo. È andata bene perché sei finita su Netflix. Chissà David che fine ha fatto, se lo meritava un David suo... La sul stessa Rai Play. fine di David Bowie probabilmente. Una star mondiale. Beh, insomma, la star mondiale. Certo. Sì, sì. No, adesso Quindi era una scuola un po' mischiata a figli di grandi borghesi, però confinava con Valle Aurelia, che era una zona anche insomma abbastanza hardcore, e quindi ogni tanto qualcuno di tosto arrivava, quindi insomma non è stato semplice crescere lì. Poi insomma io ho frequentato quando avevo 20 anni delle amiche che mi guardavano e facevano delle cose, il tipo: ragazze, facciamo che oggi non mangiamo. Io: no, col cazzo, io voglio mangiare. C'è sta motivo a Formentera con questi quarantenni arrapati che facevano: io sono un armatore di Livorno, io ti do tutto quello che vuoi. E io dicevo: no, guarda, non ti preoccupare, io ho 19 anni, ero buona, credetemi, believe in me. E quindi insomma ci sono delle cose complicate. Poi ad oggi lo sapete perché le persone pensano che io esageri o che non sia vero, perché si va a mode. Prima era la moda di Roma Nord, un po' la moda con Sì. Berlusconi, Lele Mora, così. Adesso un po' il momento degli hipster radical, però tutto quello che io ho vissuto sono tutte cose che io vi posso ancora riportare e sono vere, non sono cose esagerate, è la verità. Vedi, e tutto questo ti ha portato su Netflix e io quello devo fare. Grazie al Botox e alle Hogan. No, Roma Nord era la via, It's the non way. l'Aquila. Mamma, dove sei? Va bene, forse su questa nota positiva sì. io andrei verso la chiusura C'è di altre questa domande del puntata. Ma pubblico. fanno delle domande loro? Loro? Guarda, Sì, chiediamo, domande, possono domande. farle, di solito non le fanno mai. Ci sono domande? Prego, Stefano, Salve. questa domanda la prendi tu perché... Ma Ripetiamo allora, la se è domanda, compagno- scusa, ripetiamo un attimo la domanda. La domanda è: quando al compagno, perché non me la sentono, quando al compagno hai tirato giù i pantaloni, hai tirato giù anche le mutande? Le mutandine. Le mutandine? Perché comunque Comunque l'ha fatta Balduina quartiere fluido. un ragazzo Ehm, con la maglia di scuola di botte. Diciamo, quindi salutiamo Scuola di Botte e amici del podcast. personaggio potenzialmente pericoloso. Pericoloso. Quindi No, questo era- Però abbiamo sappiamo. stabilito pericoloso per Rapone, Per il me. Chris Rock italiano. Noi lo Era chiamiamo così da sempre. una tuta. Era una tuta e quindi era facile da togliere. Però le mutande no. Lo speravo perché erano anni particolari. Per me avevo 12 anni, A ma sto no. punto, se devo fare una figura di merda, tanto vale che mi guardo qualcosa e dico: fammi capire.
Quando ancora mi eccitavo con Maoni di scuola di polizia, quello è stato il cartone. Il cartone. Infatti, ma il cartone o... Il cartone. Maoni che comunque è Frasca. Se ci Infatti pensi. Frasca, mo bel che me lo tocco di dici, ragazzo. salutiamo. Salutiamo Frasca. Bel A me tocco. a quello Gran mi bel ragazzo piaceva. Ciccio Frasca. Certo, Mamma mia. salutiamo. E anche Pistone dei Bugger Mice mi piaceva Certo, molto. vabbè, Pistone- Pistone rientra nella categoria Mark C'erano i Landers, Mas come, stesso- come Vegeta, cioè io tutti i Sì, ragazzi, sì, the sì, bad stesso guys. sesso, Vegeta, Pistone, The bad Mark guys, Landers. esatto. Tu te vedevi scuola di polizia? No, perché era Che tu non guardavi la non guardavo televisione. Perché erano guardie. Ma perché? Esatto, no. Cartoni a favore delle Pure guardie, anche se mai. cartoni però. Mai. No, non guardavo la televisione perché a casa mia non si guardava. Mo c'è mia madre in sala, non la metterò in mezzo, anche mio padre. Però cioè, non si che guarda, noi, bello. quando eravamo bambini, noi la domenica sera ci guardavamo un film. E vi siete mai visti scuola di polizia, il film? No, Scuola di Polizia il film l'ho riscoperto a tratti andando poi da nonna che ci faceva vedere invece la televisione. Allora c'erano quei 2 giorni in cui mio fratello dicevamo ora è il nostro momento e ci Ma bruciavamo. tu scusa sei gli cresciuto occhi. senza Sonia di Super 3? Quando venivamo dalle nonne a Roma potevamo vedere Super 3 Ah, ok, perché all'Aquila va non bene. c'era. Ok. No, certo, Sonia ha un valore per me proprio altissimo. per tutti, insomma, certo, voglio ci dire. Il mancherebbe tuo altro. preferito era Maoni di scuola di polizia. Quindi. Maoni, sì. Questo è interessante. Allora chiudiamo con questa. Personaggi dei cartoni che comunque pensi ci farei l'amore. No, a me diceva Zed, però non ci farei Non ci avresti Chi? fatto l'amore. Zed Chi di è? scuola di polizia. Ah. Era quello Roscio che era pazzo, quello matto, che nel film era cattivo all'inizio. Era il nemico del primo. E poi nel terzo mi pare lui che diventava un poliziotto e era Tu li hai visti pazzo. tutti e 8 i film. L'ho visti tutti e 8, Certo. certo. Io solo il cartone e No, mi è anche i film, bastato sì. per innamorarmi di Maoni. Ma il cartone era più bello perché era basato sul terzo e il quarto. Mi pare che era quello con i personaggi più belli. Poi dopo hanno un po' svaccato. La sai la sigla, me la fai? Scuola di polizia. Ah, sai allora? Beh, È questo. quello era l'inizio. Poi c'era la sirena e poi c'era... No, non lo dico. Sapeva inventare una cosa. non lo vuoi dire? No, lo dico. Beh, questo è privato, teoria, privato. Va bene. E personaggi immaginati, diciamo, dei cartoni animati con cui Avrei fatto che avete all'amore? pensato quasi. Beh, io sono stata, te l'ho detto, pazza di Vegeta, che era il mio amore. Ci sta? Aspetta, ma Disney pure, eh? Anche Disney, certo. È la seconda volta che sai dice cos'è? Disney. Che Michela sta Disney- cercando di dirci qualcosa da un sacco Dov'è la di tempo. telecamera? Quella è la tua. Mancate solo voi Disney Plus. Ciao e me. E vai. Questo, mi piace che hai deciso di Allora, andare a sì, doppie io mani dritta, faccio come il sull'inglese. Allora, che io so bene. Ah, guarda, sai cos'è? Che i principi della Disney erano tutti un po' bambacioni. Sì. A me piacevano proprio dei bad guys, capito? Cioè quelli un pochetto Gamba di strafalcioni. legno. Sì. Che alla fine Antinori più o meno, no? È quel Con Non Gamba mi di fa legno. parlare di Antinori perché Antinori mi ha scusa. conquistato. Madonna, che bello quando lui mi chiamava, saliva sul palco e diceva e poi quella troia psicopatica che ero io, e proprio a me divertiva Quanto ci molto. sapeva fare. Beh, vabbè, mo manco a fa così No, perché insomma io ora sono sto con sempre- un'altra oh, persona. siete stati insieme, quindi 3 anni, vedi, insomma, qualcosa. 3 anni di passione, fiumi di parole. Fiumi di parole. E Personaggi 3 immaginari. 3 anni di Antinori pizza esiste. de Manziana che non ho più mangiato. Salutiamo Manziana. E quindi insomma quello sì, quello mi piaceva. E poi chi altro è di cui ero innamorata? Oddio, dimmi qualcosa. Robin Hood. Sì, lui sì perché era un poco guappo, lui la volpe. Robin Hood ci Sì, sta. sì. Le foglie dell'imperatore, come si chiama? Gronk? No, No, ma poteva essere, quello è un po' tipo tu. no, un po' bambacione. Un po' bambacione. Ah, perché a me piacciono quelli Vabbè, piazzati, un po' vero? grosso, sì, c'è stavo. Mister Potato. Ah, di Toy Story? Stai, tu non c'hai... Io ti direi Misdronio. Cazzo, per Misdroni andare- sì. Chi? Iatta, ma Misdronio. Ah, sì, beh, E- certo, giusto. Cristina D'Avena. Cristina D'Avena... Rientra. Prossimo ospite. Prossimo. Prossimo, ospite. lei prima o poi c'è destino che Cristina D'Avena Speriamo. venga qua. Però Cristina D'Avena ha una bellissima notizia per te, esiste davvero. Che bello. Hai visto? Incredibile. Speriamo di Io la conoscerla. conosco pure, ma questa è un'altra Come la storia. conosci?
Abbiamo fatto insieme la festa di lancio del Winner Taco. Lei sicuro si ricorda. Ah, il Winner Taco è la tua Imagine. Esatto, è la mia Imagine e già sono stato accoltellato dopo, solo che ancora non lo so, quindi continuo a inseguire una viralità che mi sono giocato per vendere un prodotto Algida, per cui non ho visto soldi. È Che valsa lui la ha pena. creato la petizione del Winner Taco. Regà, oh. Voglio Vedi, dire. hai visto, è partita la ola quasi. L'hanno tolto dal commercio peraltro, però se volete saperne più c'è una puntata di tintoria dedicata. La potete trovare su YouTube e via, autopromozione. Però forse con questa autopromozione Tu non hai detto il tuo, però. Jessica Rabbit, perché so Vabbè, madonna mia. Vabbè, Oh. dai. No, Cioè, che telefonatona. vabbè, che telefonatona a cui io Dai. rispondo: pronto Jessica? Dove ci vediamo? Cioè, sono stati i tuoi primi esperimenti con l'altro No, perché sesso. l'ho chiesto e poi ci ho pensato, ho detto non me ne viene in mente nessuno, però sicuro Xina vale. Xina Ammazza, io non volevo solo essere vale. Xina. Oh, però scusa, Hercules invece ti piaceva? No, Hercules della serie. Allora, vedi, a me piaceva Eric Bana di Troy. Ah, ok. Cioè non Achille, perché Ah, io sai cos'è? Ettore, A me quello mi sono Ettore. sempre piaciuti quelli che magari puoi avere, perché quelli troppo belli che tanto non te lo daranno mai, è inutile che ci fai in pensiero. Cioè io sono sempre quello, non il figo della scuola ma l'altro, Ok. perché tu devi cercare di fare l'amore mentalmente con qualcuno che alla fine ci può pure stare se ubriaco, capito? Cioè non con uno che non te lo darà mai. Vero. Quindi io certi fighi della scuola io dicevo sempre no, tipo io ero quella che Leonardo DiCaprio non mi piace, poi di nascosto poster, però sì, Leonardo sì. DiCaprio no, vabbè, ci sta. Quindi mi piace che comunque oggi abbiamo dato anche il messaggio sul fare l'amore ubriachi, come dire, ogni tanto. Beh, fare l'amore consensualmente, ubriaco cioè, consensuale. tu sei consenziente. Consenziente. Chiaramente che stai lì e un cosa più attimo importante. ti sciogli. Sì. Sì, Due capito? bicchieri di vino, luci Con un sparate panino ed è un attimo. e fai l'amore. E fai l'amore. Va Poi bene. ti risvegli l'indomani mattina. E fai Dipende se rimangono a dormire. Perché non Certo. sempre uno si condivide quell'intimità. va bene. Perché spesso comunque trovi pure persone che ti fanno non posso rimanere perché è una cosa troppo intima. Che ci sta, tu sei contenta, dici vai. No, io... No, Beh, io guarda, e Stefano siamo dipende. persone intime. Sì, sì. Quindi, Dormiamo pure insieme a volte. Sì, sì. guarda, delle volte In sì, tour di solito. però. altre volte no, dipende. Ah. Però generalmente quando uno sceglie di non rimanere sei sempre fastidioso. Perché alla fine già che stai là perché devi andare alle 4 di notte no? Che devi prendere il taxi a Roma per per andare taxi a Roma. alle 4 di notte, so 40 Te mi hai euro. preso il taxi a Roma dopo aver fatto l'amore con... No, questo sicuramente Parliamo di cose che no. No. lontane del tempo, No, ma no? taxi a Roma aver fatto l'amore mai fatto, ma anche perché ho fatto l'amore così che poi vai senza un mezzo, di solito c'era un mezzo per... Cioè taxi, mai avuto soldi nella vita, mo sto doppio taxi, ci guarda. Beh, tu hai fatto Tra il 5-6 monologo, anni forse le possiamo- Clarks, le cazzo di Clarks. Perché quello era dove sul parlavi- tornare a piedi attraverso Però Roma tu quella senza sera neanche non aver avevi scopato, fatto esatto. l'amore, certo. Tutta la- Senti, possiamo dire fare l'amore? Po- Ormai diciamo- io sono su Netflix, vorrei dire fare l'amore. Diciamolo, perché poi si fa l'amore Eh. tutte le volte. Io voglio sdoganare il termine calzare. Io lo trovo molto sgradevole calzare. Calzare? Perché una volta sotto una foto dello Sgargabonzi che mise una foto con la mia pizza quando lo Sgargabonzi era mio amico, adesso non lo è più perché Alessandro tu non mi vuoi più bene. Ma tu Mise sei una troppo- foto con me e lui uno sottoscrisse calzata e sotto un altro scrisse vedi quanto è bella Mariana Boschi. Io l'ho presi come un gran complimento. Devo dire, Mariana Boschi con la cotta oggi. Però insomma fu un bel complimento. Però sotto le cose che postare lo Sgargabonzi ti è andata fin Sì, troppo ma bene. calzata infatti Certo, era- mo adesso scriveranno qua merda, quelle cose lì. No, però, no, insomma. ma faranno tutte queste cose meta, cose che non si capisce. Dice, ah no, ma è meta. Che Ah, ma è una scrivono." gag. Ho esatto. scritto devi morire, no, una gag. Esatto, Come? sotto la cosa dello Sgargabonzi sì, un po'. Va bene, secondo me ci siamo. A me è piaciuta questa puntata, quindi molto adesso bella. vi Speriamo chiederei... l'abbiamo registrata. Speriamo Altre l'abbiamo domande non ci registrata. sono. No, secondo me ci siamo. Per favore, un altro applauso a Michela Giraud. Ma devo chiedervi una cosa. Ah, Michela, fai questa domanda che non l'hai fatta. Allora, ma adesso che insomma abbiamo parlato, venite al Brancaccio? No, ragazzi, più forte. Adesso sì.
Madonna, quanto è difficile sto pubblico romano. Tosta, Cioè, tosta. tu ci devi parlare, gli devi dire che gli vuoi bene. Ma tu proprio Devi- così gli hai detto, senti, hai devi- fatto mortacci vostra! È andata bene. Sì, infatti all'inizio erano un Visto? pochino... Avevamo pure detto fai prima la valigia nell'enjoy, te sei entrata, ah stronzi. Sì. Dove state? Che fate? Venite al Brancaccio. Poi mi permetto, dato che questo è un podcast ascoltato in scala internazionale, Sì. di dire che il 23 maggio c'è Milano, il 13 maggio c'è Taranto, Brava. e il Le avrei 28 dovute- se aprile fossi stato un professionista l'avrei c'è detto Torino. Poi, vabbè, ma tu c'hai questo maglione? No. E poi c'è il 10 luglio Alghero, poi c'è il 18 luglio, il 18 giugno Prato, purtroppo lo stesso giorno delle Red Hot Chili Peppers, ma io rimango che così il giorno dopo mi guardo i Metallica. E vai. E poi ci saranno tante date tutte insieme qui per voi in giro per l'Italia, che insomma andate sul mio Instagram E trovate tutte e trovate le date. tutto quanto, ragazzi. E- Guardate il mio speciale su Netflix, ma che vedevo di basta, vi ho detto tutto. Ha detto tutto. Un altro applauso a Michela Girò. Applauso. Un applauso a Stefano Rapone. Daniele Dinti. Un applauso a Pizzeria E Frontoni. adesso E un Boscaiola. applauso a voi che siete venuti. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Ciao.